Rientro tardi, stanco e assai dimesso, mi appare come una mummia dal buio dell'ingresso. Mentre salgo per le scale, non voglio più pensare se sto bene o se sto male. Lei mi ha detto che con me non ci esce e che sono un ignorante e che faccio puzza di pesce, ma non sono uno studente e mi manca sempre il tempo, mi faccio il culo al ristorante. Ma mi torna l'allegria quando salgo fin lassù nell'appartamento dei pazzi e la tristezza fugge via e già non ci penso più nell'appartamento dei pazzi. Puoi sentirlo, quello che c'è rimasto, che ascolta Marco Masini nel suo letto sempre sfatto, ma non sa che non conviene di restare con un piede nella fossa da cui si viene. E quell'altro che sta davanti a Facebook, questa qui me la son fatta, va dicendo a tutti quanti, e mi son fatta pure questa, fa discorsi deliranti e poi spacca la finestra. Sotto i portici e i palazzi, nell'appartamento dei pazzi, io ci torno tutti i giorni. E quando il sole è dietro ai monti, con gli altri ti confronti, commentando i siti porni nell'appartamento A. Al paese sono andato via di là, ma non di certo per sfizio, ma per necessità. Vai alle mostre e parli di arte e di università, tanto c'hai le spalle coperte. Ah, mi torna l'allegria, per cui mi sa che vado via dall'appartamento dei pazzi. E ogni 4 settimane se ne vanno a puttane nell'appartamento dei pazzi.